Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria. Chi vi parla, vostro sparacazzate preferito Federico, in diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano, per tutte le procure d'Italia che ci ascoltano e per tutte le persone che ci vogliono male. Siamo in diretta da una Milano dove continua a piovere, il cielo piange e in effetti a causa della pioggia abbiamo iniziato con un leggerissimo ritardo, ma ora sembra tutto essersi stabilizzato. Ovviamente la nostra solidarietà, visto tutto quello che sta accadendo, va agli abitanti della Romagna e anche delle Alte Marche, città di Pesaro, che stanno vivendo davvero l'apocalisse. Quindi un forte abbraccio, sono tanti che ci ascoltano da là, sono terre meravigliose. Tra l'altro il co-conduttore di questa trasmissione, Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, in Emilia Romagna è spesso e volentieri di casa, quindi sicuramente più e come me ci tiene a dare solidarietà alle donne e agli uomini della Romagna e delle Alte Marche, che stanno davvero vivendo un momento bruttissimo, e speriamo che ormai ci resta solo da sperare nella provvidenza, perché vedendo gli uomini, soprattutto le donne che hanno governato l'Emilia Romagna e con quali risultati, insomma, vedete le conseguenze. Antonio, buonasera. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Grazie sempre all'Aria di Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria. Sì, effettivamente sì, c'è una situazione veramente drammatica. Mi piange il cuore perché quelle che sono zone che noi conosciamo, che frequentiamo, veramente piena vicinanza a tutti gli abitanti di queste zone. Ovviamente tantissimi nostri colleghi sono in difficoltà, quindi speriamo che tutto si risolva presto, però purtroppo ai noi ci sono pure tantissime vittime. Ci stringiamo forte a loro, con l'auspicio che il tutto comunque finisca quanto prima, veramente, perché è veramente una tragedia. Assolutamente. E poi questa sera iniziamo anche con un grandissimo ospite, e ce l'abbiamo, la regia del monumentale Giulio Cesare Carnelli, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile. Ci dice che Alessandro Borchia, scusate, il computer mi ha suggerito male, quindi Paolo Borchia, Chiedovenia, europarlamentare della Lega, ci onora della sua presenza per parlare appunto della recente visita presso la casa circondariale di Verona. Quindi buonasera Paolo Borchia, chiedo scusa per il lapsus. Eccoci, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera a voi, ciao. Allora, ecco. Vai Antonio, vai. No, dicevo dai, vai, vado io, ci incoraggiamo. Qua ci correggiamo a Vicenza, tanto per restare in Veneto, perché dovevamo parlare di una situazione veneta. Avevamo detto che Antonio e Paolo Borchia, ecco, e sottolineo per me medesimo, per il computer, sono stati recentissimamente in visita presso la casa circondariale di Verona, cioè il carcere di Verona, per farlo capire agli amici a casa, perché in Italia sapete che ogni cosa c'ha un nome forbito, però la casa circondariale è il carcere, e in pratica do velocissimi dati, è il carcere più grande del nord-est, perché insomma Verona è la più grande città del nord-est, ha superato anche Venezia Mestre, e quindi per conseguenza la sua popolosissima provincia ospita anche il carcere più grande, però a livello di sovraffollamento e popolazione detenuta presente, perché il carcere di Verona non dovrebbe avere i numeri che ha, ossia viaggia sui 750-800 detenuti, ha una serie di reparti di difficile gestione, insomma è finito all'onore delle cronache purtroppo ultimamente per tutta una serie di casi, compreso degli albanesi che si facevano i video mentre festeggiavano in cella. Questo è successo 2 o 3 anni fa. Insomma è una situazione abbastanza difficile e continua ad attraversare un momento difficilissimo. Addirittura alcuni anni fa un fulmine aveva colpito il carcere, si era fritto l'intero sistema elettrico. Ecco, se il carcere è lo specchio della società, allora il carcere di Verona è uno specchio messo molto male della società. Onorevole Borchia. Sì, ma allora partiamo dal presupposto non banale, chiaramente, che la finalità del carcere, certo, deve essere quella di rieducare, di creare i presupposti per quanti sono ristretti e poi un giorno usciranno. Poi, al di là di questo, bisogna anche stare attenti a non avere
un'impostazione troppo ideologica. Innanzitutto perché non tutti i detenuti sono uguali, a prescindere dalle loro storie, dalla loro nazionalità, da quello che hanno commesso. Però io parto sempre dal presupposto che ci sia una porzione di popolazione carceraria che sia recuperabile. Poi per gli altri bisogna anche essere realisti e soprattutto dobbiamo renderci conto che non tutti reagiscono in carcere allo stesso modo a quelli che sono gli stimoli che un penitenziario può dare. Per cui fondamentalmente da questo punto di vista il messaggio principale che ho voluto lanciare alla fine della visita al carcere di Montorio è stato che adesso bisogna lavorare proprio per potenziare la fase di inserimento lavorativo, per dare l'opportunità a chi sta in carcere di lavorare, innanzitutto perché in questo modo si dà un senso alle giornate, poi anche per quanto riguarda la gestione dei detenuti, il loro rapporto con gli agenti di polizia penitenziaria, con i dirigenti. Chiaramente gestire una persona che non fa nulla dalla mattina alla sera non è come gestire una persona che pur ristretta, pur in una condizione di incarceramento, riesce comunque a lavorare qualche ora al giorno, seppure con massimi molto semplici, però penso che questo sia il presupposto di base. Poi per quanto riguarda altre riflessioni, il carcere di Verona ha una media di detenuti stranieri che è molto più alta rispetto alla già alta media nazionale. Ricordiamo che in base a quelli che sono i dati del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al momento in Italia un carcerato su 3 è di origini straniere, per cui questo ci fa anche capire quanto in effetti sia problematico parlare di integrazione tanto per parlare. L'integrazione diventa un processo bilaterale, per cui serve che ci sia anche la volontà da parte di chi arriva nel nostro paese. Al di là di questo parliamo di una struttura che comunque è una buona struttura. Poi chiaramente per me è una buona struttura, al di là degli spazi, al di là di quello che può offrire, però è necessario che sia in grado di garantire condizioni di lavoro decenti per il personale e soprattutto che metta, lo ripeto perché ci tengo, ma che metta nelle condizioni carcerarie di avere la possibilità di lavorare. Sì, comunque, visto che abbiamo parlato di Verona, vorrei salutare anche una persona che ho avuto modo di conoscere molto da vicino per tutta una serie di, come possiamo dire, coincidenze della vita, perché la dottoressa Bregoli, che è l'attuale direttore del carcere di Verona, è stata per tantissimi anni vice direttore a Vicenza, nonché a Brescia, quindi anche Antonio Ferrone l'ha conosciuta molto bene. È una persona molto capace che giustamente però davvero ha preso un istituto che ha una serie di problematiche enormi. Sempre parlando di stranieri, Fede, perdonami se ti interrompo, una piccola correzione. La dottoressa Bregoli non è più il direttore di Verona, il direttore del carcere di Verona è la dottoressa Gioieni, anch'essa che conosco bene, in passato a Brescia. La dottoressa Bregoli, se non ricordo male, è stata trasferita in quel di Venezia, quindi attualmente il direttore è la dottoressa Gioieni. È una questione di male in peggio, una Mission Impossible una dopo l'altra. Vabbè, meglio ancora, poi le persone dicono che non cambia mai niente, invece qua abbiamo un valzer di dirigenti che mi auguro cambi le cose in una maniera molto netta, perché c'è bisogno assoluto di cambiamento. E comunque si parlava di stranieri, però anche i nostri non si fanno mancare niente. Non possiamo non parlare di quello che è accaduto ad Avellino, che è su tutte le testate principali dei media mainstream, dei principali media nazionali. Cioè, vi leggo velocissimamente il comunicato stampa del SINAP in questo caso, che rivolta ai detenuti a Avellino, carcere di Avellino, un intero reparto detentivo è tenuto sotto scacco da circa 50 detenuti che si stanno organizzando con olio bollente ed altro materiale atto ad offendere e pronto ad essere usato contro il personale di polizia penitenziaria. Sul posto sono giunte anche altre forze di polizia in tenuta antisommossa, nonché l'autorità giudiziaria. Alcuni agenti sono feriti e l'evento ancora in corso. E questa è una parte, ora ne parliamo con Antonio. Insomma, voglio rammentare a tutti che
l'ondata di rivolte del 2020 è iniziata sempre in campagna, in questo caso a Salerno, e quindi siamo davanti a una nuova ondata di rivolte. Prima domanda. E seconda domanda, qual è la situazione attuale del carcere di Avellino? Cioè, ci sono stati feriti, qualcuno si è fatto male? Cosa è accaduto? Cosa sta succedendo là e perché? No, diciamo che Avellino è lo specchio comunque della situazione carceri in tutta Italia, perché noi oggi parliamo di Avellino, ma la scorsa puntata abbiamo parlato di altri tipi di istituti. C'è una situazione nelle carceri che va assolutamente rivista. Io partirei dalla modalità custodiale. L'attuale modalità custodiale non è più idonea, secondo noi, per gestire la popolazione detenuta, perché io voglio sempre ricordare che col tempo la popolazione detenuta è cambiata e di conseguenza quello che è stato previsto nel 2014 oggi non è più attuabile. Sul discorso, noi abbiamo le maggiori problematiche sono relative ai detenuti di media sicurezza, e di recente è stata emanata una circolare per quanto concerne la popolazione dei detenuti di media sicurezza. Secondo me, secondo noi, secondo credo tutti i colleghi, bisogna attuarla e tornare un attimo indietro, perché si è capito che con questa modalità custodiale tu non riesci a garantire la sicurezza all'interno degli istituti, perché non è stata attuata come, io parlo delle celle aperte, non è stata attuata come era nelle previsioni, perché si parlava di meritocrazia e invece visto tutto quello che è accaduto dopo la sentenza Torreggiani, abbiamo aperto tutti, via, liberi tutti, e di conseguenza tu all'interno degli istituti hai delle piazze che spesso purtroppo ai noi possiamo dire anche delle piazze di spaccio, piazze di smercio di telefoni cellulari, cioè un qualcosa di veramente fuori controllo. Quindi è assolutamente urgente intervenire, e bisogna intervenire sulla modalità custodiale, perché altrimenti il problema non lo risolvi. Per quanto concerne poi il discorso delle aggressioni, come tu sai bene, ne abbiamo già parlato nelle trasmissioni precedenti, da parte del sottosegretario Stellari c'è stata comunque una presa di posizione, un intervento ci sarà per quanto concerne il discorso dei detenuti, perché si sta studiando su un qualcosa relativo ai detenuti ex articoli 32, perché il problema principale delle aggressioni riguarda proprio questa tipologia di detenuti, e quindi anche su questo noi l'abbiamo sentito anche in diretta con noi di recente il sottosegretario, si sta studiando un qualcosa e a breve dovrebbe venire fuori qualche disciplina in merito. Quindi bisogna solo attendere un pochino e lavorare e stare sul pezzo. Lunedì, come hai detto tu prima, c'era anche l'onorevole Borchia, siamo stati a Verona, martedì siamo stati a Cremona. Mi ha fatto piacere l'attenzione dell'onorevole Borchia nei confronti del nostro mondo e anche del nostro corpo, perché abbiamo avuto modo di parlare spesso lunedì. Ho visto veramente, sai, trovi pochi politici realmente interessati al nostro mondo, e nel caso dell'onorevole Borchia, cioè, ho avuto il piacere di invitarlo proprio perché ho visto una vera e seria attenzione, e questo mi fa veramente piacere, perché noi abbiamo bisogno dell'attenzione del mondo politico, altrimenti siamo messi veramente male. Sì, assolutamente, ed è un piacere avere un europarlamentare veneto che dà attenzione al suo territorio, perché il Veneto, il Trento in generale è un'area fondamentale del paese, un motore, l'altro polmone economico insieme alla Lombardia dell'Italia, e spesso e volentieri, insomma, soprattutto nel passato non ha mai avuto l'attenzione che si merita, almeno questo è il mio parere, ma il parere di tantissimi veneti. Quindi grazie per l'attenzione, e soprattutto mi auguro che se riuscirete a organizzare anche una visita presso il carcere di Vicenza, il carcere di Venezia, che sono altri per non parlare di Padova, che sono altri istituti abbastanza importanti e problematici, sarebbe una cosa buona. Quindi arriviamo alla domanda. Sì, prego. Sì, se posso, chiedo scusa per l'interruzione, sempre a proposito del tema visita in carcere, possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Io la sera stessa ho avuto modo di interloquire con un paio di rappresentanti di associazioni di categorie legate agli imprenditori. Adesso si tratta comunque anche nei confronti degli imprenditori di fare un lavoro di disseminazione, di diffusione delle informazioni, appunto per dare la possibilità a queste categorie di conoscere che tipo di opportunità ci sono per quanto riguarda la possibilità di far lavorare la popolazione carceraria. Per cui diciamo che ho riscontrato una buona apertura, perché adesso è un percorso che sta andando avanti con la direzione del carcere di Verona, per cui
Adesso al di là di tutte le buone intenzioni, l'idea è anche quella di riuscire a passare in azione con modalità piuttosto concrete. Sì, assolutamente. Poi, visto che abbiamo l'onore di avere Paolo Borchia a fare un'attentissima attività di europarlamentare, mentre però mi sono permesso di sbirciare un po', davvero sono tantissime le iniziative che fa Paolo Borchia all'Europarlamento. Arriva là una domanda, una domanda che ci facciamo da anni in questa trasmissione, in questa radio: come mai in Europa c'è sempre questa spocchia su ogni cosa che fanno le forze dell'ordine in Italia? Pensiamo alla gestione dell'immigrazione oppure alla gestione delle carceri. Quando abbiamo la vicina Francia che non si fa problemi a malmenare chiunque abbia la pelle abbronzata e voglia attraversare la frontiera a 20 miglia, oppure nelle carceri francesi è normale che detenuti vengano uccisi a suon di mazzate, eppure nessuno dice niente. È possibile che la forza, la potenza economica o militare, in questo caso della Francia, la esuli dal rispetto dei diritti umani? Come mai l'Italia è sempre sotto l'occhio del ciclone, sempre con la lente puntata da parte della Commissione dell'Unione Europea, mentre la Francia può fare quello che vuole? Ma la spiegazione direi che è molto semplice, nel senso che quando si fa polemica nei confronti di un altro paese è evidente che l'attenzione viene distorta da quelli che sono i problemi domestici. Poi chiaramente sul tema dell'immigrazione, io invito sempre, quando facciamo delle riflessioni che hanno un risvolto, per così dire, internazionale, ad avere un punto di vista che non sia esclusivamente nazionale, ma anche a cercare di capire altri paesi come stanno valutando determinate tematiche. Chiaramente l'Italia, lo sappiamo, assieme alla Grecia, assieme alla Spagna, rappresenta uno dei paesi che dal punto di vista geografico sono maggiormente esposti ai flussi migratori, per cui chiaramente altri paesi hanno un approccio diverso a quella che è l'immigrazione legata ai cosiddetti spostamenti secondari, per cui fondamentalmente è molto semplice fare la morale nel momento in cui non si è chiamati a una gestione diretta della problematica. Poi sulla tematica dell'immigrazione è anche facile adottare un certo tipo di retorica, una retorica che a tratti cade nel ben pensante, una retorica che poi non è in grado di affrontare tutte le problematiche connesse a tutta quella che è l'azione legata all'accoglienza e all'inserimento nella società. Poi, ripeto, perché è un dato importante, al momento un detenuto su 3 rinchiuso nei penitenziari italiani è di origine straniera, per cui fondamentalmente non è che stiamo lanciando un allarme securitario, al contrario il tema è che ci sono problemi legati all'inserimento, problemi legati all'integrazione e poi chiaramente quando si arriva su un territorio provenendo da un altro paese, con un'altra cultura e non si è disposti ad accettare determinate regole di funzionamento della società, poi succedono queste situazioni che poi nella maggior parte dei casi vedono commettere atti delittuosi che poi hanno come conseguenza l'incarceramento. Assolutamente. Antonio Fellone, qua ormai il governo si appresta a entrare nel 7° mese di attività. Ricordiamo tutti che si è insediato in novembre e i primi giorni cioè fino a ottobre, inizio novembre, quindi siamo entrati nel 7° mese di attività, non ancora fatto, però ci siamo. Qua la luna di miele sta finendo. Sempre più persone si chiedono: ma quando arriva il cambio di passo? Anche perché sentiamo il ministro Nordio, che ricordiamo che è un tecnico in quota Fratelli d'Italia a fare il ministro della giustizia, che fa meravigliosi discorsi, però poi alla fine dei conti si vede ben poco di quello che si dice. Allora, l'hai detto tu, guarda, siamo al 7° mese, sembra una gravidanza. Detto questo, bisogna fare delle riflessioni. Io l'ho detto già altre volte, questo governo è arrivato e ha trovato le macerie, ha trovato veramente una situazione di uno stato di abbandono più totale. E noi lo diciamo da mesi in questa radio, anzi il nostro auspicio era che prima possibile andasse la destra al governo, o chi ha veramente interesse per le forze di polizia, per tutte le altre tipi di problematiche annesse al governo, prima magari si trovava una soluzione.
Io voglio ricordare che questo governo, appena si è insediato, la prima cosa che ha previsto un'assunzione straordinaria di circa 1000 unità, 250 all'anno per i prossimi 4 anni, solo ed esclusivamente per la polizia penitenziaria. Ed è stato un segnale, è stato un semplice segnale per dire noi ci siamo e siamo pronti. Ci ricordiamo che comunque questo governo ha fatto a fine anno è stata fatta una finanziaria che riguardava la seconda maggioranza, tutte bollette e quindi aiuti al popolo, e quindi circa l'80%. E nonostante ciò si sono riusciti a trovare comunque dei fondi per dare un segnale al nostro corpo. Detto questo, si sta lavorando per quanto concerne, io credo che a breve arrivano i protocolli operativi di intervento, che sono fondamentali, perché tutti qua dicevano ma la legge di tortura, aboliamo la legge di tortura, aboliamo la legge di tortura. Sappiamo bene tutti, nessuno ha mai detto che si poteva abolire, perché non si può abolire. Magari si può apportare qualche piccola modifica, anche su questo il governo ci sta lavorando, però erano fondamentali i protocolli operativi di intervento. Quanti anni a questo punto erano? Fede, che 33 anni all'incirca che si aspettavano i protocolli di intervento, perché giustamente fai una riforma del corpo e devi dire alle persone che ci lavorano come devono lavorare, dove e perché. Ben 33 anni d'attesa. Se è un paese civile questo, mi faccio la domanda e lascio a voi la risposta. No, e quindi ti dicevo, stanno arrivando, perché la commissione ha quasi terminato i lavori e a breve arriveranno i protocolli operativi di intervento. Ecco, quindi già un passo, no, che ha fatto il governo. C'è il discorso dello scorrimento delle graduatorie, che sono anni che questi ragazzi, erano anni che questi ragazzi aspettavano il suo scorrimento. Siamo andati noi lì e fortunatamente tutto si è risolto. C'è il discorso che parlavamo prima degli ex articoli 32, ti dicevo che si è impegnato in prima persona il sottosegretario Ostellari, che a breve dovrebbe arrivare una soluzione anche per questo. Voglio ricordare che entro il primo semestre 2024, conti alla mano, e sono fatti, non chiacchiere, verranno immessi in servizio circa 5.000 unità di polizia penitenziaria. È vero, è poco perché noi sappiamo che successiva alla legge Madia noi veramente siamo stati messi in ginocchio. Sappiamo bene che all'inizio dell'anno prossimo andranno in pensione migliaia di nostri colleghi, soprattutto al sud, dove comunque l'età è quella che è, e nella stragrande maggioranza degli istituti del sud il personale è anziano. Però voglio dire, ci vuole tempo, ripeto, io te l'ho detto già altre volte, si è arrivati e io ho avuto la fortuna di avere questo incarico con il sottosegretario Ostellari. Ti posso garantire che ho toccato da vicino la realtà, perché magari anche se sai bene che faccio attività sindacale da 21 anni, sono al vertice di un'organizzazione, la seconda a livello nazionale, quindi qualcosa conoscevo, ma stare lì veramente tu tocchi la realtà con le mani. E ti posso garantire che veramente c'era una situazione a dir poco disastrosa. Quindi c'è bisogno solo di tempo. Tempo e fiducia. Grazie Antonio, siamo quasi in chiusura, passiamo anche la linea a Paolo Borchia, così gli facciamo fare i saluti, lo ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, gli auguriamo anche buon lavoro, perché è anche in Commissione Trasporti e sapete benissimo che in Austria si sono inventati di chiudere il Brennero ai nostri camionisti, e davvero sono situazioni difficilissime, però fa piacere e dà sicurezza sapere che in Europa abbiamo persone come Paolo Borca che si stanno muovendo in questo senso per garantire il diritto alla libera circolazione e al diritto a lavorare a tantissimi camionisti del nord-est. Ma sì, su questo non ci piove. Una delle purtroppo tante problematiche che stiamo affrontando in questa fase storica. Niente, se mi consentite 30 secondi sì. A mo' di sintesi, chiaramente al di là di quello che sta succedendo negli istituti penitenziari, però se vogliamo fare un passo in avanti nella risoluzione del problema serve anche la capacità di avere una visione che vada a toccare tutte le altre problematiche. Nel senso, io quando ho modo di confrontarmi con le forze dell'ordine, traggo sempre l'impressione che anche dal punto di vista della magistratura, se si vuole veramente riuscire a garantire la sicurezza per questo paese, serve una reattività diversa, serve che determinati reati che vengono considerati minori poi effettivamente vengano perseguiti in modo comunque da far sì che gli stessi reati vengano disincentivati. E nel momento in cui arriva il disincentivo magari
vengono anche meno i presupposti per dover rinchiudere nei nostri penitenziari chi non si comporta bene. Quindi vi lascio con questa riflessione. Grazie ancora e buon lavoro a Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. Grazie mille. A voi, buon pomeriggio. Grazie. Ciao Paolo. Grazie mille ad Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria. Ci troviamo sempre qua venerdì prossimo, giusto Antonio? Assolutamente sì, grazie a te Fede, grazie a Radio Libertà, grazie a Giulio che fa un lavoro prezioso. Noi ci sente venerdì. Com'è la nostra frase di chiusura? Viva la Polizia Penitenziaria. Poi viva il Sinap. Se qualcuno a casa ci vuole mettere qualcos'altro, ben venga. Grazie a tutti per l'ascolto. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart.
E bentornati a Radio Libertà, Spazio Più, professionisti imprenditori uniti. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere un grandissimo amico di Radio Libertà e dello Spazio Più, Nicolò Naclerio, consigliere comunale con delega alla sicurezza del comune di Vicenza. Quindi buonasera Nicolò, grazie per essere qua con noi. Buonasera Federico, buonasera a tutti i radioascoltatori. Nicolò, Vicenza fresca di elezioni al primo turno. Per te è andata molto bene, 426 preferenze, sì. Se non erro uno con le maggiori preferenze, se non il primo di Fratelli d'Italia, giusto? A Vicenza. Sì, allora sono stato il più votato del partito di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il quarto di tutti i candidati a consigliere comunale, quindi su 485 persone sono stato il quarto più votato. Sì, è andata per me personalmente molto bene, nonostante vari errori di votazioni, che qualcuno ha scritto magari il mio cognome sulla lista sbagliata. Vabbè, può succedere a tutti quello, però sono contento anche perché è stato premiato il lavoro di questi 5 anni, l'impegno, il sacrificio, non avendo nessun aiuto, diciamo, di qualche deputato onorevole, quindi è tutto merito del lavoro che abbiamo svolto con questa amministrazione, con la nostra polizia locale, e l'impegno che ci ho messo in questi 5 anni. Nicolò, in effetti dovresti spiegare qual è il segreto, perché tra lavoro, polizia municipale, cioè ti sei fatto in 4 parti, hai seguito di tutto di più, con pochissimi mezzi sei riuscito ad avere un grandissimo risultato. Allora, il segreto delle persone che sono state anche avvicinate da miei concorrenti di altre liste, hanno detto: io ho sempre chiamato Nicolò e Nicolò mi ha sempre risposto, in una maniera positiva o negativa che sia, è sempre stato uno che si è messo a disposizione per i cittadini e quindi mi ha sempre risposto al telefono, via mail, impegni, segnalazioni. Ecco, quindi in questi 5 anni io mi sono messo a disposizione completamente di tutti i cittadini, qualsiasi richiesta fosse. E questo è stato il risultato, perché nei miei 426 voti c'è anche gente che non la pensa come noi, quindi di sinistra, che ha sempre votato a sinistra, ma che in città preferisce dare il voto a una persona che c'è sempre stata, che ho aiutato anche loro, e quindi il voto vale doppio, perché sono persone che non mi avrebbero mai votato, non avrebbero mai votato Fratelli d'Italia, ma che hanno apprezzato l'impegno e la costanza di questi 5 anni e ho portato a casa il risultato, uno dei più votati, ecco. E noi confermiamo tutto, perché la mia visione di politica è dare risposte ai cittadini, cioè collegare il più possibile amministrazione e cittadino. Quindi se il cittadino prima ha voluto cambiare, perché prima c'era un'amministrazione distante dal cittadino. Io personalmente ho sempre risposto a tutti e adesso siamo al ballottaggio, quindi in testa a testa tra i sindaci. Speriamo nel risultato positivo. Siamo indietro di circa 800, ci dividono da loro 800 voti, non siamo riusciti, nessuno è riuscito a raggiungere il 50%, e quindi adesso in testa a testa stiamo girando i quartieri. Stamattina eravamo a San Pio X, il quartiere che hanno affidato come delegazione di chi muove la regia di Rucco Sindaco, e siamo stati al mercato, è andata molto bene tra i cittadini, c'è molto riscontro positivo. Ovvio, lì è un voto in più, quindi un voto meno di testa a testa tra di loro. Vedremo. Sì. Io il massimo l'ho fatto e lo continuerò a fare. Io comunque sono consigliere comunale, anche se dovessero andare male le cose, quindi mi batterò sempre per il bene di Vicenza e dei miei cittadini. Sì, in effetti io confermo che Nicolò ogni qualvolta lo si cerca risponde subito al telefono. Anche noi di Radio Libertà, quando lo andiamo a infastidire, tra virgolette, in verità no, ci risponde subito. E voglio ricordare a tutti che Nicolò Naclerio è l'uomo che ha rivoltato il corpo di polizia municipale di Vicenza come un calzino e l'ha fatto premiare come miglior corpo di polizia municipale d'Italia, creando addirittura un nucleo operativo per la lotta agli stupefacenti che ha fatto scuola in tutta Italia. Davvero una cosa
incredibile, risultati enormi, fatti col duro lavoro. Evidentemente forse non siamo più abituati alla gente che lavora duro e ci crede, però quando abbiamo un ragazzo come Nicolò che ottiene questi risultati, poi il buon lavoro viene ripagato dalle urne ed è una cosa meravigliosa, lo posso dire, lo conosciamo da anni, è sempre un piacere averlo in trasmissione con noi. Il lavoro che ha fatto e la persona che è Nicolò è davvero meraviglioso. Tuttavia, come tu paventavi nelle vecchie trasmissioni già anni fa, ce l'avevi sempre detto, a Vicenza comunque è una città molto particolare, molto difficile, sarà difficile vincere al primo turno, siamo andati al ballottaggio e hai già risposto a un paio di domande che avrei dovuto farti. Certo ci consola sapere che a differenza di altri candidati di centrodestra o altri candidati in generale o altre città, non si è tirato i remi in barca, non ci si è chiusi a casa a piangere, ma mi stavi appunto dicendo che siete tra la gente, come la politica deve fare, quella con la P maiuscola, a capire, a sentire gli umori per cercare di portare avanti il cambiamento, di portare a casa il risultato, di dare a Vicenza altri 5 anni di sicurezza, di cambiamento, di crescita economica, sociale, culturale. Quindi ti hanno anche dato un quartiere abbastanza difficile, perché ricordiamo tutti che San Pio X è un quartiere semiperiferico con tutta una serie di problematiche abbastanza... Sì, è l'unico quartiere dove abbiamo portato un pareggio, stessi voti di candidati sindaco, quindi ci siamo voluti concentrare nei quartieri dove magari c'è stata una vincita da parte dell'altro candidato o un pareggio. E quindi adesso ci stiamo muovendo per andare a conquistare quel 50% che non è andato a votare, perché a Vicenza ha votato il 54% degli elettori, quindi un 46% che è andato a votare, quindi stiamo parlando di una 40.000 persone che non sono andate a votare circa, e quindi dobbiamo andare a portare alle urne quelle persone lì e capire perché non sono andate a votare, qual è stato una motivazione che li hanno portati, visto che sono stati anche 2 giorni, domenica e lunedì. Anche il ballottaggio, ricordo, sarà domenica 28 e lunedì 29. Speriamo piova, così la gente nostra non va al lago, non va al mare. Noi nella storia siamo abituati, appena vediamo un po' di una bella giornata ci spostiamo, mentre loro caparbiamente vanno, si recano alle urne. Dobbiamo convincere la gente che votare di là vuol dire portare avanti una politica completamente diversa dalla nostra, una politica targata PD, quindi ex sindaco Vagati, e quindi quella nuova linea della SLAI che avanza, ecco, mentre la nostra è quella del centrodestra unito, con traino comunque la lista del sindaco che ha preso comunque un 24%, quindi un altro record come l'altra volta di voti. E noi a seguire col 10%, che ci aspettavamo qualcosa di più come partito, però tanti hanno, giocando sul simbolo Rucco Sindaco, hanno fatto la corsa sul Rucco Sindaco, e quindi bisogna continuare tra la gente. Sono gli ultimi 8 giorni che mancano, parlare con la gente e portarli a votare, ripeto, è la cosa più importante, è quella. Assolutamente. È un voto in più, un voto in meno. Speriamo che le altre liste che non hanno fatto neanche un eletto, che Cicero, Zoppello e Crescioli contiamoci dei Novax, possano dare il loro contributo e trovare un accordo anche con Francesco per sostenerci e far vincere di nuovamente il centrodestra a Vicenza. Sì, assolutamente, anche perché ho sentito il candidato del centrosinistra, Giacomo Possamai, si presenta come il nuovo, ma in verità ha tornato da persone che hanno mal governato Vicenza per 30 anni, cioè lui si presenta come volto a un anno in meno di me, del 90, questo ragazzo qua, e pensate un po', cari amici a casa, io ho problemi psichiatrici abbastanza gravi, però evidentemente forse c'è qualcuno che sta peggio di me, lui, il suo cavallo di battaglia è stato lo psicologo gratis. Cioè, non so se sia una cosa normale, però molte persone l'hanno votato per questo motivo. Nel frattempo, se poi la città funziona male, non funziona, ci sono le voragini, per andare a lavorare sembra la giungla tra aggressioni, spaccio, era una città poco illuminata, con interi quartieri al buio, cioè Vicenza 5 anni fa, non dico che faceva schifo, però insomma era tra i capoluoghi del Veneto quello messo peggio. Vedere in 5 anni una città che è rinata dal punto di vista della sicurezza, del sociale, della cultura, ora Vicenza pullula lo è sempre stata, per carità, però è una città che secondo me si è risvegliata sotto tantissimi punti di vista. Voglio ricordare anche la mostra
sugli antichi egizi, che è stata fatta con un boom di turismo e di visitatori che Vicenza non aveva mai visto. Ecco, vedere sempre le solite persone, le solite facce, presentarsi come il volto nuovo, quelli diversi, la primavera, perché poi quando loro si presentano è sempre primavera, invece gli altri sono sempre l'autunno. Ecco, è avere come cavallo di battaglia lo psicologo gratis. Davvero, e io resto stranito, ecco, per usare un eufemismo. O promettere gli asili gratis, cosa che si sa benissimo che perché le casse comunali, soprattutto città con 120.000 abitanti, vabbè, loro stanno vendendo fumo, lo sappiamo benissimo, fa parte della loro strategia. Dietro la regia c'è chi ha fatto vincere Tomasi a Verona, quindi hanno una macchina veramente potente. Sappiamo bene che con l'ufficio stampa, cioè loro dopo le elezioni avevano già tappezato la città dei nuovi manifesti, quindi li avevano già stampati, già in piazza con i banchetti la mattina stessa, quindi sono una macchina molto, molto potente come comunicazione stampa. Ecco, speriamo che i vicentini apprezzano la nostra, non apprezzino questo, ma apprezzino l'impegno che ci aveva messo in questi 5 giorni. Magari anche comunicato male, sono il primo a dare mea culpa all'ufficio stampa del comune, che tante cose la gente non le sa, non le ha sapute e non le è arrivato a casa tutti i libri. Ad esempio abbiamo stampato nell'ultimo anno un trimestrale che arriva a tutte le persone a casa, e tanta gente non sapeva assolutamente come funziona il comune e quello che è stato fatto, ecco, quindi andava fatto subito, secondo me, comunicato meglio da parte dell'ufficio stampa. Questo può essere una nostra lacuna, perché anche tante cose, anche questa mattina al mercato, le abbiamo spiegate, la gente non ne ha mai sentito parlare. Dopo i giornali non ce li abbiamo a favore, ok, però io posso contare nel mio settore sicurezza. Ho fatto un manifesto con una cinquantina di articoli, ma sarebbero 220, ma non ci stavano, solo devo fare un 6x6 anch'io. E sono tutte cose fatte da me, con la collaborazione della questura, con il nostro comando di polizia locale, quindi sono tutti fatti. La gente ha premiato l'impegno, la costanza. Sappiamo bene che sono a favore, quindi facciamo fatica anche a volte ad arrestare, a portare in carcere, a condurre in carcere se non hai un fascicolo bello colmo di reati, quindi facciamo fatica noi che siamo lì quotidianamente. Pensate a chi la nostra politica non la sposa, quindi io vi chiedo di mettermi una mano sulla coscienza, di pensare alla Vicenza che era 5 anni fa, quello che abbiamo ereditato, ecco. Questo ci tengo a specificarlo ai cittadini, perché vi ricordate benissimo come siamo arrivati, cosa c'era e cosa ci hanno lasciato. Sì. L'attuale l'amministrazione comunale Rucco si è iniziata con la seconda più grande piazza di spaccio d'Italia dopo Rogoredo, che era Campomarzio a Vicenza, davanti alla stazione, e da tutto il Triveneto c'era questa folla di zombie, purtroppo, che si accalcava, si affollava, perché a Campomarzio della città governata dal PD Variati, questo personaggio legato al peggior catto comunismo unito al peggior vetero comunismo, perché le cose vanno dette, persone che davvero per 30 anni hanno tenuto in mano la città con risultati pessimi, avevano ridotto la città a una giungla. Soldi spariti, rammento a tutti la privatizzazione dell'autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova, 21 milioni di euro che nessuno si sa spiegare dove siano e come siano stati spesi. Visto che la sinistra è sempre molto attenta su quello che fa la destra, vorrei anche dire, si vedono i risultati in Emilia Romagna di come governano, perché se avessero fatto la manutenzione con i soldi che il governo gli ha dato, magari a questi livelli vicepresidente, mi auguro che spiegherà agli elettori, perché ai cittadini, non agli elettori, perché è accaduto questo. Fatto è che voglio dire che il gemello diverso di Giacomo Possamai, che governa Verona, in pochissimi mesi ha smontato la sicurezza. Verona è piena di buche, è una città insicura, più buia assolutamente, meno attiva, e soprattutto è una città bloccata, ha letteralmente bloccato, impedito alle persone di andare a lavorare con una serie di blocchi stradali idioti, e i veronesi stanno pagando dazio. Ecco, so che molti veronesi si stanno dannando perché non sono andati a votare.
ecco, cerchiamo, oserei dire, di non far finire con il gemello diverso di Damiano Tommasi, ossia Giacomo Possamai, lo stesso risultato a Vicenza. Quindi andate a votare, cittadini, vicentini, chiunque, 28 e 29, fare la corsa sul simbolo Francesco Rucco, mi raccomando, è importantissimo, ne va del nostro futuro. Sì, manteniamoci. Vicenza è una città bella, vivibile, sicura e soprattutto la vetrina che tutto il mondo ci invidia. Fanno anche le serie TV a Vicenza, pensate un po', su Canale 5, mi si è stretto il cuore quando l'ho visto, l'ho scoperto, cioè è diventato un salotto, una città bellissima, meravigliosa, era solo oro o argento da lucidare e ora luccica, e quindi manteniamo davvero questa città che lo merita finalmente di essere al centro della ribalta, al centro. Niccolò, vuoi annunciare qualche evento che farete da qualche parte a Vicenza nei prossimi giorni, a cui tieni, oppure dove sarai? La prossima verrà giù il nostro presidente della regione Veneto, Luca Zaia, seguito da qualche altro esponente politico di spicco, quindi sarà difficile Giorgia Meloni, visto anche la tragedia che è successa in Emilia Romagna, quindi un abbraccio a tutti i nostri fratelli emiliani che stanno combattendo davvero contro una tragedia. Quindi speriamo in Giorgia Meloni, che possa anche fare un salto, ma la vedo difficile, quindi è anche Presidente del Consiglio. Luca Zaia chiuderà la campagna elettorale, penso, giovedì o venerdì prossimo. Ecco, faremo una bella pubblicità su dove sarà l'evento, speriamo in una bella giornata, così da riempire anche la piazza a tutti. Sì, dov'è che ci sarà la chiusura della campagna elettorale? Lo decideremo, Okay. In queste ore stanno decidendo sia ora e luogo e idioma. Lo faremo sapere ai cittadini anche presto. Adesso andiamo da tutti, diamo tutti l'importanza del voto. Diciamo che è importante andare a votare e votare bene. Quindi Vicenza è una città che deve continuare a essere amministrata bene, da gente terra a terra, non da politici di salotti, quindi noi abbiamo dato il massimo e siamo convinti di riuscire a fare ancora bene nei prossimi 5 anni. Assolutamente, quindi gambe e spalla, davvero i migliori auguri, gambe e spalla. Immagino che farete un sacco di chilometri, calcherete il territorio come non mai, perché Vicenza deve continuare a cambiare con Francesco Rucco, e quindi io voglio Niccolò, stai dicendo qualcosa? Perfetto. Sì. Grazie. No, sentivo che infatti siamo in chiusura, quindi gambe e spalla, Niccolò, davvero buon lavoro e calcate il territorio, consumatevi le scarpe, poi ne compriamo nuove, non è un problema, però Grazie. ne vale la pena, Vicenza deve continuare a cambiare. Grazie. Va bene, grazie a tutti, ciao Federico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a Niccolò Naclero, consigliere di Fratelli d'Italia al comune di Vicenza. Allora abbiamo detto, nemmeno a farla apposta, avevamo parlato martedì dei risultati dei ballottaggi e abbiamo voluto invitare tra persone che hanno lavorato bene la politica con la P maiuscola, non la politica politicante della sinistra, per far vedere la differenza. E poi il colore, il partito secondo me non conta il lavoro di coalizione. A Vicenza è stato fatto un lavoro meraviglioso, tanto è vero che Luca Zaia verrà anche lui, perché Vicenza merita tutto questo. E è anche un invito a tutte le persone che si danno la bocca parlando di ballottaggi da abolire o altre cose, che invece il ballottaggio serve, perché se non ci fosse stato il ballottaggio quelli avrebbero già stravinto. Quindi non solo a Vicenza, ma in tantissimi altri comuni d'Italia. Le sfide sono tantissime, evidentemente se il doppio turno esiste un motivo c'è, quindi davvero siate partecipi del vostro destino i prossimi 5 anni, ovunque voi abitate, non state sempre a casa, non andate al mare, non andate dall'amante, o meglio andateci, ma 5 minuti 5 minuti la domenica o lunedì 28 e 29 maggio si trovano per fare il proprio dovere e assicurare insomma una comunità sana, una città bella da vivere ovunque voi viviate o comunque voi la pensiate. Siate protagonisti del vostro destino, non ci vuole niente, è gratis votare, ragazzi, ve lo dico, andare a votare non si paga nulla, anzi è un diritto e un dovere. Se non si va a votare invece i costi sono molto più alti e purtroppo i cittadini della Romagna e delle Marche, con il vicepresidente, l'ex vicepresidente dell'Emilia Romagna Elly Schlein, nonché assessora con delega al territorio, ne stanno vedendo i risultati. Quindi fate attenzione, votare è gratis, non si paga niente. Lo so che ci sono aspettative fortissime, per carità,
però almeno a livello di sindaco, almeno di politica vicina ai cittadini, vi assicuro che i sindaci la differenza, soprattutto se sono bravi e capaci, la fanno e si sente, è palpabile, ci si può tastare il polso. Poi piano piano si arriverà a cambiare tutto. Dobbiamo essere ottimisti, perché se partiamo chi si ferma è perduto. Ecco, non possiamo permetterci il lusso di considerarci vinti, sconfitti. I protagonisti della nostra vita siamo noi. Grazie a tutti per l'ascolto dello Spazio Più, Professionisti Imprenditori Uniti. Restate sempre all'ascolto qua su Radio Libertà, perché se non erro tra un po' ci sarà la trasmissione del nostro amico armeno Furian, sì, che era veneto, però poi era Furian, poi ha cambiato il cognome in Furian, però gli facciamo gli auguri comunque. Quindi buona trasmissione al buon Furian e buon ascolto qua su Radio Libertà. Ciao! Avete ascoltato Spazio Più.